Fumo dal motore di un Boeing 737 proveniente da Napoli, diretto a Treviso con 170 passeggeri, SOS del comandante, atterraggio con piano di emergenza al Canova, si trattava della perdita d'olio dalla turbina. Ladri in azione alla Liber Blu, noto spaccio di intimo a Castelfranco, tra refurtive e danni una perdita di 100.000 euro circa per i titolari. Caso tubercolosi a scuola, l'ULSS 2 chiama il maggiore esperto di malattie infettive in Italia per un incontro sabato prossimo con i genitori di Motta, intanto continua il monitoraggio degli esami. Vendita di Villa Emo, nasce il comitato dei soci della banca proprietaria dell'immobile che chiedono un incontro con i vertici dell'istituto. Ci sentiamo scavalcati, dicono vogliamo un incontro per vederci chiaro. Tutto pronto per la Treviso Marathon, la corsa podistica al via domani mattina, quest'anno con importanti novità sul percorso. Soddisfazione a Montebelluna per il ritrovamento da parte dei carabinieri dei cimeli di Riteltoni rubati lo scorso settembre alla collezionista Roberto Valerio, che ora lancia la proposta di un museo cittadino. A 55 anni dalla strage del Vajont si sono ritrovati a Rovarei superstiti alla squadra di calcio del Longarone che nel 63 giocarono contro il San Biagio per Roncade, intensa la commozione. Dopo la grande festa della tradizione del processo a Veccia a Ponte Dante, stasera dalle 21:15 rivedremo integralmente tutta la kermesse. Telespettatori di Antena 3, buonasera, ben trovati, l'edizione trevigiana dei nostri telegiornali. Dunque la cronaca in primo piano, scattate le procedure d'emergenza stamane all'aeroporto Canova di Treviso dopo che il pilota di un volo Ryanair ha comunicato all'attore di controllo di vedere del fumo uscire dal motore. La cronaca. Fumo dalla turbina di un motore di un Boeing 737 della Ryanair, atterraggio d'emergenza all'aeroporto Canova di Treviso questa mattina poco dopo le 7:45. A lanciare l'allarme il pilota del velivolo con a bordo 170 passeggeri in arrivo da Napoli al capoluogo della Marca. Il volo Ryanair da Napoli in fase di atterraggio si vedeva del fumo da un motore e quindi la torre di controllo ha attivato il piano d'emergenza con i vigili del fuoco. In pista dunque tutto era pronto per un'emergenza che fortunatamente non c'è stata. L'aereo è riuscito ad atterrare regolarmente alle 7:54 e solo dopo essere arrivati a terra i passeggeri si sono resi conto di quanto era accaduto. I vigili del fuoco, chiamati ad assistere alla manovra, hanno ravvisato la perdita d'olio da una turbina e l'aeromobile è rimasto fermo in attesa di ulteriori controlli e verifiche. La compagnia irlandese ha fatto sapere che il Boeing è stato ispezionato dagli ingegneri e a breve tornerà in servizio. Nel frattempo stamattina al gate i passeggeri in attesa di partire per Napoli a bordo del velivolo interessato dal malfunzionamento sono stati imbarcati in un altro aereo. L'aeromobile è fermo, adesso faranno delle analisi di tipo tecnico per capire in che modo porre rimedio se c'è un guasto. Nel frattempo con un altro aeromobile i passeggeri in partenza saranno correttamente portati a destinazione senza nessun problema operativo. L'allarme non ha comunque comportato disagi all'operatività dello scalo trevigiano. Di nessun genere, anche perché non c'è particolare flusso di voli, in particolar modo nelle prime ore del mattino, e quindi non c'è stato nessun problema di tipo operativo. Allora il colpo dei ladri, la maxi razzia dei ladri che hanno preso di mira il noto spaccio Liber Blu, specializzato nella vendita di intimo, lingerie, maglieria e pigiameria a Castelfranco Veneto. È successo nella notte, i malviventi sono penetrati nella struttura attraverso una finestra divelta e anche da un buco nel muro preso a picconate, poi hanno caricato la refurtiva su un furgone in attesa all'esterno dopo aver disattivato un sofisticato sistema di allarme che prevedeva anche il nebbiogeno. Secondo i titolari hanno rubato praticamente tutti i prodotti, hanno portato via anche la macchina per il caffè, addirittura un aspirapolvere, il fondo cassa di 400 euro. Secondo una prima stima degli stessi titolari si tratterebbe di un danno da circa 100.000 euro. Indagano su questo i carabinieri di Castelfranco. Adesso invece torniamo a parlare del caso tubercolosi a Motta di Livenza. Ci sono due novità odierne da parte dell'ULSS, un incontro pubblico con la massima autorità nazionale in tema di controllo delle malattie infettive e l'attivazione a scuola di uno sportello informativo per i genitori. Sono le due novità messe in campo oggi dall'ULSS. Il dottor Giovanni Rezza, direttore del Dipartimento di Malattie Infettive dell'Istituto Superiore di Sanità,
sarà al Palasport di Motta di Livenza sabato 6 aprile alle ore 9 per un incontro pubblico in cui saranno approfonditi tutti i vari aspetti relativi all'evoluzione del focolaio epidemico di Motta di Livenza. Quindi un incontro sabato 6 al Palasport alle 9 con la massima autorità sul campo delle malattie infettive. E poi appunto c'è la creazione di uno sportello informativo alla primaria, la scuola primaria colpita dal focolaio, sportello che sarà operativo da mercoledì prossimo 3 aprile con cadenza quotidiana dalle 8 alle 9 e continuerà a restare attivo il call center. Nel frattempo l'aggiornamento è quello di ieri sera con gli 8 contagiati. All'ospedale di Oderzo resta ricoverata una sola bambina che è stata poi sarà dimessa nelle prossime ore. Sono in terapia multifarmacologica 2 maestre e 5 bambini e ancora in corso di valutazione specialistica 3 bambini del gruppo degli 11 risultati positivi al test Mantù. Martedì ci sarà l'inizio del test anche per i bambini della scuola media. Ma allora, ieri sera avevamo proprio i medici dell'ULSS, 2 ospiti di 2010 per parlare e fare il punto della situazione sul caso tubercolosi. Sentite allora alcune delle parole del dottor Sandro Cinquetti, responsabile del servizio igiene e sanità pubblica dell'ULSS 2, in questo breve estratto da ieri sera. Noi non vogliamo dire che i genitori non devono essere preoccupati, lo siamo anche noi preoccupati, è il nostro mestiere, ma siamo preoccupati perché questo è un evento non usuale. Tuttavia io ritengo che in questo momento l'evento sia gestito da professionisti capaci e questi professionisti stanno mettendo in campo il meglio delle energie. Le tecnologie che abbiamo a disposizione sono tali da farci ritenere che questa vicenda certamente si concluderà. Noi abbiamo sottoposto a test Mantù le 2 classi nelle quali operava in via ordinaria la maestra caso indice, per complessivi circa poco meno di 50 bambini. Nella seconda fase abbiamo sottoposto a test Mantù l'intera scuola, oltre 400 bambini. Sottoporremo a breve, la settimana prossima, martedì, a test Mantù un altro centinaio di bambini che oggi fanno la prima elementare, la prima media. Abbiamo anche qualcuno disperso per trasferimento, lo stiamo raggiungendo attraverso le USL del territorio regionale o nazionale, ma sono pochi. Io mi auguro che si chiuda con la chiusura dell'anno scolastico, sarebbe già un ottimo risultato, ecco, perché è una vicenda che richiede i tempi propri del controllo di situazioni come queste, che sono situazioni oggettivamente complesse, non situazioni facili. Abbiamo visto in Italia situazioni ancora più complesse, ne abbiamo gestite di più semplici, questa è una situazione a complessità non trascurabile. Ed ora la vicenda della vendita di Villa Emo. Oggi c'è stato il primo incontro del neonato comitato formato da azionisti del Credito Trevigiano che chiedono spiegazioni sulla cessione del complesso palladiano. Il problema è sempre quello, è tutto segretato, non sappiamo perché vogliono vendere assolutamente alle svelte e a quelle cifre mai smentite dei 15 milioni, perché la vogliono vendere? Allora, che lo dicano i soci chiaramente, la vogliamo vendere per 1, 2, 3 motivi, assolutamente bisogna vendere, altrimenti succede che quello che non si so. È una delle voci di azionisti del Credito Trevigiano che vogliono vederci chiaro sulla cessione di Villa Emo. Per questo da qualche giorno si sono costituiti in comitato e questa è stata la loro prima uscita ufficiale. Tante le voci critiche nei confronti dell'operazione voluta fortemente dalla dirigenza guidata dal presidente del Credito Trevigiano ed ex sindaco di Vedelago Piero Pignata. Il socio si sente una nullità, allora perché sono socio se non mi dici neanche che la vendi? La villa è patrimonio di tutti i soci. Il fatto che la banca non abbia mai interpellato i soci per la vendita, questo dal mio punto di vista è sconvolgente. Non si ha informazioni chiare, il problema è l'informazione che manca per avere l'idea di come prosegue. Secondo lei il Consiglio di amministrazione come dovrebbe provvedere? Anche là è un po' titubante, cioè dicono e non dicono. Ma lei ha saputo, lei da dove ha saputo che vendeva? Tramite voi. Signora Morena, lei da quanto tempo è che è socia del Credito Trevigiano? 30 anni.
Da quando ho compiuto 18 anni mio padre mi ha proposto di diventare socio del credito cooperativo perché lui ha sempre creduto moltissimo nella cooperazione. Insomma, per voi il credito non è solamente una banca? No, per noi non era solo una banca, perché sennò saremmo andati da tante altre banche, era soprattutto una realtà territoriale che teneva alla crescita e allo sviluppo dei suoi soci. E adesso con questa storia della vendita come vi sentite? Ci sentiamo un po' spodestati dal ruolo di soci. Soci arrabbiati 2 volte perché, hanno sottolineato durante l'incontro, all'ultima assemblea della banca nulla avrebbe detto la dirigenza della villa pur avendola già messa sul mercato. Cosa vuol dire al presidente Piero Pignata, che probabilmente la sta ascoltando? Voglio dire che riconsideri, oppure che ci spieghi il motivo vero per cui ha deciso che è un asset strategico di cui poter fare a meno per il futuro sviluppo della banca e del territorio. In città adesso con la risposta del sindaco Mario Conte alla provocazione lanciata ieri dal neo presidente di Ascom Federico Capraro sul centro storico che, lo ricorderete, ha detto sta diventando sempre più un dormitorio per ricchi. I grandi contenitori, i grandi metri quadri vanno riempiti da tante persone e non da single che vivono a Milano dal lunedì al venerdì per lavoro e rientrano in città il sabato e domenica. Treviso non deve diventare un dormitorio per ricchi e questo cambiamento di prospettiva immobiliare deve iniziare dal complesso dell'ex questura di Madonna Granda, da ieri ceduto definitivamente da Fondazione Cassamarca ai privati. Una visione diversa del centro storico per la quale l'amministrazione comunale può intervenire in maniera incisiva. Ecco perché la provocazione del neopresidente dei commercianti era in particolare per il sindaco Mario Conte, che a stretto giro, partendo proprio dal futuro dell'ex questura, risponde così. Non sarà un dormitorio per ricchi, io dico che finalmente si è invertito il trend, nel senso che tutti quei buchi neri, mi viene in mente l'ex Cinema Edison, l'ex provincia, l'ex questura, adesso torneranno a essere luoghi vivi, riqualificati e dove la gente torna ad abitare. Si pensi solo che negli ultimi 50 anni i residenti in centro storico sono passati da 24.000 a poco meno di 8.000. Appunto, ma allora cosa potete fare voi per farli ritornare? Perché sennò gli impresari fanno sempre case per ricchi. No, non fanno case per ricchi, noi stiamo attuando anche delle politiche legate alle famiglie in difficoltà, case per gli anziani e soprattutto punteremo a delle progettualità per residenze per studenti. Quindi un mix di cose che porterà ad invertire questo trend e Treviso tornerà a essere una città molto viva. Dormitorio o meno, domani si corre la Treviso Marathon, quindi sarà una giornata intensa e, come sappiamo, non riguarda soltanto la città di Treviso ma anche i comuni limitrofi, anche e soprattutto perché quest'anno c'è un percorso nuovo. Vediamo il servizio. Jan from Malaysia, yes. First time in Treviso? Third time running Treviso. Tenemos 2 corredores que han corrido ya en Treviso. El antiguo circuito. Dalla Spagna, dalla Malesia e un po' da tutto il mondo. Sono quasi 1500 gli iscritti alla Treviso Marathon, edizione numero 16, ma la prima a sperimentare un percorso completamente nuovo, disegnato cercando di mettere d'accordo sport, turismo e viabilità. Con questa edizione riusciamo a testimoniare che è possibile organizzare un grande evento cercando di limitare al massimo il disagio per la circolazione ordinaria della città. Partenza domani alle 9:30 da Viale 4 Novembre, che sarà chiuso al traffico a partire dalle 6, per poi entrare subito dentro le mura, dove gli atleti percorreranno un anello che è una vetrina delle bellezze della città. Borgo Mazzini, Borgo Cavour, Calmaggiore, Piazza dei Signori, Corso del Popolo e quindi uscita costeggiando il Sile all'Università e a Ponte Dante e poi di nuovo su Viale 4 Novembre. Così facendo il divieto di circolazione in centro e lungo il PUT cesserà già alle 11:30, divieto che invece interesserà a intervalli diversi gli altri tratti a seconda dell'orario di passaggio, nell'ordine Lanzago, Silea, Olmi, Roncade e Casale sul Sile. Dal chilometro 35 della gara i corridori risaliranno il corso del Sile, nel tratto più verde e scenografico, Casier, Cimitero dei Burci, Alzaia, fino all'arrivo in Prato della Fiera. Prato dove oggi sono stati consegnati i pettorali ai big, i top runners che si contenderanno il primato della corsa. Fra questi anche il vincitore dell'edizione 2018 che tenterà il bis. Ma non di sola maratona vive la marathon, si potrebbe dire. Quest'anno infatti c'è posto per una novità, con un partecipante d'eccezione. Abbiamo fatto una 10 miglia perché
perché viene aperta a quelli che non sono in grado di fare la maratona perché non l'hanno preparata, siamo ancora in primavera, e quindi infatti già la prima edizione sono quasi 600 iscritti. Il mio obiettivo è questo, è partire col pettorale numero 1 e arrivare no, non 1, però è divertirmi, perché lo faccio per divertirmi, per piacere, per passione. Questa mattina anche la corsa dei più piccoli con gli studenti delle scuole trevigiane, mentre domani a fianco della competizione ufficiale ci sarà spazio anche per quelli che, come recita il motto della Muran, la buttano in vacca. Un abbraccio tra sport, ironia e volontariato. Chi non ha mai corso, chi non ha mai fatto niente, si alza la mattina e fa cosa dico? Beh, oggi la butto in vacca, e da questo sono nate grandi cose, quindi uno che non ha mai fatto nulla si avvicina alla corsa, allo sport. La politica provinciale adesso, le presentazioni dei candidati sindaci per le elezioni del 26 maggio, centrodestra a fasi alterne come a Paese e a Roncade, dove oggi c'è stata la presentazione del candidato sindaco. Poco più di 2 mesi al 26 maggio, data fissata per le elezioni, e partiti, liste e movimenti iniziano a presentare i loro candidati nei 55 comuni che rinnovano sindaco e consiglio comunale. Situazione ancora fluida, dove in genere prevalgono le liste civiche su quelle di partito, e se il centro-sinistra in più casi fatica a ritrovare il ritmo, per il centro-destra contrattazione fino all'ultimo minuto in nome di quell'alleanza che funziona nei territori ma non a Roma. Che poi non è sempre così, e l'ultimo esempio arriva da Paese, dove al vice sindaco e candidato sostenuto dagli azzurri, il sindaco leghista che appoggia la candidata del Carroccio ha vietato la sala comunale per la presentazione ufficiale della lista. Una fotografia che stride con quella scattata a Roncade. Qui uniti, a Paese vediamo, stiamo ancora ragionando, sicuramente abbiamo un amico che è candidato, che è Martino De Marchi, la Lega ha preso un'altra strada, ma insomma c'è ancora tempo prima di chiudere le liste. Del resto ciò che non si ottiene a Roma, gli azzurri sanno di ottenerlo sui territori. Facile capire quindi quanto di distanza romana ci sia in questa alleanza a fasi alterne. Sono molti ragionamenti, ma il tavolo in provincia di Treviso con la Lega è sempre aperto, siamo sempre seduti uno a fianco all'altro, per cui i ragionamenti cambiano e si evolvono. Tradotto oggi a Roma la Lega è con i 5 Stelle, ma dopo le europee e con i dati dei comuni per Forza Italia sarà inevitabile chiudere i conti. Intanto con le presentazioni iniziano anche le scaramucce, come a Roncade, con i cantieri che il candidato del centrodestra definisce elettorali. Roncade storicamente è la roccaforte del centro-sinistra, come fare per strapparla? Dando la possibilità di avere le disponibilità di fondi per fare le opere che sono state programmate da sempre e mai effettuate. Questa è una cosa che sta già facendo il sindaco Zuttarelli. Sì, qualcuno le chiama opere a sostegno della pubblicità, noi vorremmo fare opere più concrete e più vicine, più reali, nel senso più sentite dalle persone. Pochi istanti di pubblicità, torniamo subito. Rieccoci in studio in diretta, ricorderete ci aveva raccontato in lacrime nel settembre scorso quando i ladri gli avevano rubato i preziosi cimeli del cantante Little Tony, di cui è collezionista ma anche di cui era grande amico. Ritrovati questi cimeli a Montebelluna, allora Roberto Valerio ci racconta la sua soddisfazione, la sua gioia e anche un progetto che rilancia. Uno dei pezzi più importanti è questo giubbino con la bandiera americana e la bandiera russa, pezzo unico che Tony era molto caro. Ecco forse il pezzo più pregiato ritornato nelle mani di chi l'ha avuto direttamente da Little Tony. Uno dei 6 oggetti rinvenuti dai carabinieri in un casolare di Maser, che facevano parte del bottino di un furto in casa a Mercato Vecchio di Montebelluna avvenuto lo scorso settembre. Un vero colpo al cuore quando nella sua casa museo erano spariti diversi oggetti appartenuti al cantante. Altro colpo, ma decisamente positivo, quando ieri ha ricevuto la telefonata del comando dei carabinieri di Montebelluna. Voglio ringraziare i carabinieri dell'Arma di Montebelluna, il comandante, il colonnello, perché si sono veramente impegnati e io spero proprio che scoprano chi è stato. Perché questo ritrovamento dimostra che non è stato un furto su commissione e che forse anche quello che non è stato ritrovato si trova ancora nel nostro territorio. Queste tutte cose, tutti cimeli di Tony sono filmati, registrati e archiviati. E per il signor Valerio sembra quasi un sogno raccontarci la storia del materiale recuperato. Questo è un giubbino in pelle scamosciata. Questo qua ha fatto uno dei primi film, poi è stato recuperato questo giubbino in pelle scamosciata con frange nere, poi sono state recuperate queste
3 paio di occhiali Ray-Ban che lui li metteva nei spettacoli. Tutto materiale che non ha prezzo né mercato. Per questo il signor Valerio rinnova l'appello ai ladri per la restituzione, affinché possa portare a termine il progetto di un museo diffuso. La collaborazione di San Marino, viene fuori una sede abbastanza, anche quella importante a Montebelluna, una sede a Roma e una a Tivoli dove lui è nato, che è anche cittadino onorario là. Era finito dentro una canaletta chiusa da un pozzetto, questo cucciolo di cui adesso vediamo le immagini, che è stato recuperato dai Vigili del Fuoco di Castelfranco questa mattina alle 10:20 circa a Barcon di Vedelago in via Terza Armata. Questo è il punto che è stato coperto e questo è il cucciolo salvato dai Vigili del Fuoco a Barcon di Vedelago, si era caduto nella canaletta del pozzetto. Adesso la memoria e il ritrovamento, ritrovarsi dopo 55 anni a ricordare anche un momento di sport in un anno tragico. A 55 anni dalla strage del Vajont, oltre 55 anni, si sono ritrovati oggi a Rovarei di San Biagio di Callalta i superstiti della squadra di calcio dell'Ongarone che nella stagione 62-63 giocarono contro il San Biagio di Callalta e il Pro Roncade. Inevitabilmente ritrovarsi è stato un momento di intensa commozione. L'Ongarone Calcio San Biagio di Callalta, Pro Roncade erano avversari storici nella stagione calcistica 1962-63. La squadra dolomitica venne decimata dall'onda devastante del Vajont. Si intreccia alla storia della tragedia il calcio. Quel 9 ottobre del 63 era un mercoledì, giornata di Coppa dei Campioni. In campo il Real Madrid più grande di sempre. Tutti sono davanti alla TV nei bar. All'Ongarone scendono anche dalle frazioni più a monte per vedere la partita. Moriranno quasi tutti, 1910 vittime, uomini, donne, 487 bambini, tra loro anche il capitano dell'Ongarone e 5 giocatori. Gli altri abitavano in Cadore. Franco Di Biasio è l'unico di l'Ongarone sopravvissuto. Io lì nella tragedia ho perso tutto, i genitori, una sorella di 11 anni e mi sono salvato perché ero a scuola a Conegliano, facevo l'enologia, partivo il lunedì, tornavo il sabato, questo era un po'. E allora sono riuscito a essere ancora al mondo, se no non c'era rimasto più niente, né la casa, né avevamo un'attività, una fabbrica di biscotti, proprio cancellato completamente tutto. Insomma. Sono passati 55 anni e quei giocatori delle 3 squadre rivali nel 63 si sono finalmente ritrovati grazie ad un appello lanciato da Raimondo Giuriato, classe 34, e Franco Fattori, classe 45. Ad ottobre la partita della memoria, ora a San Biagio il momento del ricordo. Anch'io ho avuto dei parenti, degli amici del mio paese che purtroppo sono rimasti nella catastrofe e questo nell'insieme del calcio anche ho rinnovato la memoria di questi ragazzi che conoscevo. Di qui il messaggio ai giovani di oggi con i sindaci delle 3 comunità. Emozioni forti, soprattutto anche quando si conoscono i numeri e sappiamo che oltre 500 bambini in quella tragedia hanno perso la vita. Che ricorda quello che è stata una tragedia immane che ha visto lasciare sul campo letteralmente anche la vita di alcuni giovani calciatori, giovanissimi calciatori che adesso vivono estremamente nel cuore di coloro che li hanno ricordati in queste giornate. Ci ha portato grandissime emozioni perché ci ha fatto tornare indietro di oltre 55 anni, ma ci dimostra che lo sport è vita e unità e proprio sono valori importanti che dobbiamo cercare di trasmettere anche ai nostri giovani. Ancora la memoria, ma stavolta è quella della Grande Guerra, nel prossimo servizio. All'eterna memoria degli slovacchi caduti nella Prima Guerra Mondiale durante l'offensiva austro-ungarica sul Piave nel giugno 1918. È la frase scolpita nel marmo destinata a imperitura memoria. Dopo l'inno nazionale è stata deposta presso il Sacrario Militare di Fagarè della Battaglia dall'ambasciatore slovacco in Italia una targa commemorativa in memoria dei soldati slovacchi caduti nei combattimenti della Prima Guerra Mondiale sul fiume Piave. Durante il conflitto
conflitto molti soldati slovacchi combatterono da entrambi le parti, sia tra le file del Regio Esercito sia con la legione cecoslovacca a fianco dell'Italia, ed in queste terre perirono senza più tornare in patria. La presenza di una targa slovacca in un sacrario in cui non sono presenti caduti austro-ungarici rappresenta un nuovo ideale, ponte di congiunzione tra gli eserciti a suo tempo contrapposti, e costituisce un gesto di grande cortesia che idealmente rende ancora più salda l'unione tra i popoli. Una targa commemorativa per non dimenticare, perché c'è il nostro dovere di non dimenticare tutte le vittime della Grande Guerra su entrambe le parti del fronte. È il nostro dovere di ricordare tutte le sofferenze della guerra per evitare le sofferenze nel futuro. È fondamentale questa targa perché accomuna ancora una volta dei popoli che in un certo modo hanno combattuto da parti anche avverse, se vogliamo, ma si ritrovano oggi, dopo un certo periodo di grandissima tristezza, a costruire insieme il futuro dei nostri paesi, dell'Europa, se vogliamo. Il fiume Piave simbolicamente è identificato quale luogo sacro in cui fu combattuta la battaglia del Solstizio. Dopo settimane di combattimento in cui gli italiani cominciavano ad avere il sopravvento, i nemici decisero di ritirarsi oltre il Piave. Centinaia di soldati morirono affogati di notte nel tentativo di riattraversare il fiume in piena, fra loro anche molti slovacchi. Uno degli elementi fondamentali di questo territorio è il fiume Piave, che era visto da una parte come un elemento che impediva il raggiungimento dei propri obiettivi e d'altra parte un fulcro per cercare di fermare chi avanzava. Oggi non è più qualcosa che disunisce, ma è qualcosa che unisce, non è più un qualcosa che divide, ma è un ponte che unisce entrambi i popoli. La memoria e la tradizione, allora questa sera alle 21:15 una prima serata speciale su Antenna 3 perché rivedremo tutta integralmente la serata della festa del processo a Veccia a Ponte Dante, quindi il processo a Veccia, le accuse, la difesa e la festa, la tradizione, le risate, insomma tutta la bellezza di una tradizione che si ripete. Quindi alle 21:15 integralmente rivedremo la serata di Ponte Dante. Ultimo accorgimento per tutti voi, perché torna l'ora legale stanotte, quindi ricordatevi, esattamente alle 2 di questa notte scatterà il cambio dell'ora. Le lancette degli orologi si devono spostare in avanti di un'ora, mentre l'ora di smartphone, tablet, computer e qualsiasi dispositivo connesso a internet si aggiornerà, come sappiamo, automaticamente. E adesso le previsioni del tempo. Grazie per averci seguito e arrivederci. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna. Ben ritrovati al meteo. Il mese di marzo si conclude ancora con il bel tempo. La giornata di domenica 31 sarà caratterizzata dal sole. Vediamo il dettaglio. Sul Veneto sarà soleggiato su tutti i settori con cielo al massimo poco nuvoloso. La presenza dell'alta pressione garantirà l'assenza di precipitazioni. Temperature minime tra 2 e 7 gradi, massime piuttosto calde, comprese tra 17 e 23 gradi. Poche novità sul Friuli Venezia Giulia, con ampio soleggiamento e con un cielo che si presenterà sereno e limpido su tutte le province. Temperature minime tra 5 e 11 gradi, massime piuttosto gradevoli, quasi calde, comprese tra 18 e 23 gradi. Condizioni di bel tempo anche sul Trentino Alto Adige, con ampio soleggiamento e con cielo al massimo poco nuvoloso un po' su tutti i settori. Temperature minime intorno ai 3 gradi, massime in lieve aumento sui 23 gradi circa. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, vi do appuntamento al prossimo aggiornamento. Arrivederci. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna.